A Padova si registra un aumento significativo delle malattie della tiroide, benigne ma anche maligne, arrivando a quasi 500 interventi chirurgici all'anno. Nel 2020, per fare un esempio, l'azienda ospedaliera padovana ha eseguito oltre 300 interventi chirurgici per tumore maligno alla tiroide, diventando così il primo centro in Veneto e il terzo in Italia per questa patologia. È un aumento causato sicuramente da un aumento delle diagnosi, sicuramente c'è un aumento dal punto di vista epidemiologico perché vediamo sempre più pazienti anche con patologie più avanzate e infine c'è l'effetto centro, e cioè i pazienti modernamente preferiscono rivolgersi a centri che hanno delle casistiche importanti. Ma il reparto di endocrinochirurgia si occupa anche di molte malattie rare, facendolo diventare un centro di eccellenza. È un'eccellenza di fatto che abbiamo ereditato. Abbiamo su alcune tipologie dato un miglioramento ulteriore, introducendo delle tecniche operatorie di chirurgia appunto mini-invasiva moderna rispetto a quello che era il passato. A Padova, insomma, i pazienti si rivolgono provenendo anche da fuori regione perché avere una casistica importante, numerosa e con casi particolari dal punto di vista clinico, expertising si dice nel mondo anglosassone, è garanzia di minori rischi e maggiori risultati.